maggioranza e della bassa padana. Bulldozer, più in alto di tutti però vola la nostra bellissima Federica Panicucci. Buonasera a tutti, benvenuti a Bulldozer. Buonasera Savino, buonasera alla band. Professore? Buonasera, signora. Sì, buonasera professore, Sì, scusi sì, se... buonasera. Questo è il palco, noi dovremmo Sì, infatti io iniziare... dovrei fare una performance che riguarda No, i pinguini, no, no? non Ma adesso. come puono No, i pinguini? Come no, può... professore, non sì, adesso, no, cioè no. come puono i pinguini dopo lo fa, perché adesso noi dobbiamo iniziare il programma. Non è che avete chiamato a Piero Angeli, No, che io no, così, no, non l'abbiamo, non si preoccupi. No, Piero Angeli non c'è, però il suo momento viene dopo. Quindi guardi, faccia una cosa, caro professore, Sì. rimanga qui con noi, rimanga pure un po' e vabbè, che peccato, se n'è andato, è proprio un peccato. Vabbè, comunque, Piero Angeli non c'è, ma sicuramente c'è lui, Enrico Bertolino! Grazie mille. Grazie. Cominciamo con uno a caso, via, cominciamo con... ma sì, con la maggioranza, dai, ma cosa fa il premio? Cosa dice, L'urlo di Super Silvio Bros terrorizza l'Occidente. Sì, sono tutti spaventati. Oramai in Italia cercano di limitare i suoi superpoteri, ma anche l'Europa adesso gli va stretta, come il doppio petto. Sono tutti lacci, laccetti, lacciuoli. Ma non sarebbe meglio la lampo, così fai prima, fai... Ops, eccola qua, hai le pensioni, eccole lì servite. Ma no, ma... 6 mesi di presidenza europea sono troppo pochi per fare qualcosa, ci vogliono 10 anni, ma non basta l'Europa, vuole dominare il mondo, vuole governare la Luna, vuole andare su Marte e cacciare i comunisti, così vediamo se lo chiamano ancora il pianeta rosso, quello lì. E poi chi è questo Gulliver dell'Europa, che vuole averla meglio su di me? Ma con chi sta parlando? Ma se la prende con Prodi, vabbè, ma sarà un po' più alto di lui, ma non è un gigante, poi non è certo un Gulliver, ha la faccia di Oliver Hardy oramai, dai. Eppure lui è teso, perché nella Casa delle Libertà c'è qualche problema, sì, è un tutti contro tutti oramai, Bossi contro Fini, il federalista contro il federale, ce l'hanno tutti a morte tra di loro, ma Bossi ha capito in settimana che cos'è che non funziona, l'ha detto in una dichiarazione, l'ha detto chiaramente, ha detto qui nella Casa delle Libertà non c'è più una lira, sono finiti i soldi, infatti quando è andato al bar a prendere il suo bianchino spruzzato fa segna, paga Fini, ha detto no, paghi te Nino, altrimenti qua non bevi più, è chiuso il conto. Ma Fini in settimana Fini ha avuto un grande successo, è passata quella legge che equipara le droghe pesanti a quelle leggere. Sì, lui l'ha detto, no, noi abbiamo agito su un principio che è inoppugnabile, un principio della fisica. Come si fa a definire leggero un cannone e pesante una pera? Questa è una legge che non fa una grinza, no? È normale. Ma noi ce la siamo presa? Se la gente a casa è rimasta un po' perplessa, dice allora va bene, ma come si fa a equiparare 500 mg di coca con 250 di marijuana? E qui i legislatori si sono indignati, hanno detto ragazzi, ma con 500 mg di coca non è neanche un sorso, non ti fa neanche fare il ruttino. E allora, e davanti a tanta competenza, ci inchiniamo. Vabbè, ma l'Ulivo cosa sta combinando nel frattempo? In questo momento potrebbe reagire, potrebbe avere un'aggressione. Cosa fa l'Ulivo? Si divide... Come no? Si è riunito? L'Ulivo? In una lista unica, sta settimana, ma non mi dite niente. Ma ragazzi, io faccio quelle figure. Ma si è riunito l'Ulivo. Ma dai, ma dopo 8 anni di discussioni, elezioni perse, mancata opposizione, arriva Prodi da Bruxelles che si ferma un attimo con una piadina in mano, fa... Ma ragazzi, l'ho scoperto il segreto. Uniti si vince! Ma dai, ma ci voleva tanto tempo! Ma pensa a te! Comunque, calma con le facili euforie, calma! Calma perché Rutelli l'ha già detto, fa insieme per l'Europea, va bene, uniti, poi vediamo, e poi arriva Fassino, fa no, allora se non ci stai te non siamo uniti ma divisi in 4 liste separate, insomma il motto è uniti per unire o divisi per dividere, non si capisce? Allora siamo uniti ma separati in 4 liste unitarie dove siamo unitariamente divisi, ha capito qualcuno? No, neanche io e neanche loro mi sa purtroppo, non l'hanno capito. Però il
Il Polo ha preso paura, sì, hanno detto ragazzi se questi si uniscono i numeri ce li hanno, qui qualcuno ci deve dare una mano, qualcuno ci deve aiutare e da sotto un colbacco è arrivata una voce, tranquilli ragazzi, ci penso io, nessuno osi riunire ciò che Bertinotti ha diviso, ma è arrivato, è tornato lui, evviva, Santa Faust, vedrai che lui li dividerà di nuovo, ce l'ha già fatta una volta, vuoi che non ci riesca ancora, Sì. Settimana calda in Italia, molto calda, sì, ma no, soprattutto al sud, ma non per il clima, no. Settimana caldissima al sud Italia. Sono anni che i governi di sinistra e di destra dicono che bisogna far ripartire il sud, che bisogna farlo decollare. Un primo passo l'hanno fatto, voglio mandare giù il carburante, il propellente. A Scantano Ionico, giù in Basilicata, voglio mandare tutte le scorie nucleari d'Italia, Poi ci attaccano un bel missile a potenza e pam, vedi come riparte il sud e quando ritorna, chi lo sa. E la Lega è intervenuta subito sul disegno di legge, ha detto ma quale razzismo? Ma che razzismo? Abbiamo mandato l'uranio impoverito al sud perché al nord con i prezzi che ci sono non aveva neanche i soldi per pagare l'affitto. Vedete, in Basilicata tra impoveriti si aiutano, ma scusate un attimo, se il ragionamento è questo, se mandiamo l'uranio impoverito in Basilicata, perché quello arricchito quest'inverno non lo mandiamo a Cortina d'Ampezzo? Così, boom, che riparte anche il turismo e con una bella colpo di racchetta ti fai con lo sci a reazione giù fino a Trento. No, ma non è così che funziona, no, attenzione. Comunque gli esperti dicono una cosa, e l'hanno certificata, le scorie perderanno la radioattività con il tempo, sì, peccato che servono 150.000 anni. Poi dico, vabbè, dai, aspettiamo la scadenza e poi deciderà Berlusconi. Non devi pallare, sempre pallare. Parliamo. Benissimo. Allora, Sì. grazie. Adesso montiamo 2 quattri, di cui il primo è un movimento molto fresco, molto pulito, Sì. praticamente fresh and clean, tendente al giallo Ornella. Che è il giallo? Laddove Ornella, per tua informazione, Sì, non è non un è. canarino. No, meno male. Benissimo. Bene. Ah, benissimo. Allora, cominciamo. tutti insieme il movimento è Q-asto, Q-asto. Vabbè. Vabbè, non è che si deve agitare così tanto adesso. Bella! Senza per te. Ok, non è difficile, lo possono fare anche a casa, ci provo. Loro sì, Vabbè. diciamo. Vabbè, il movimento è Q-asto, 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 Q-asto. No, perché? No, Perché il movimento Ornella, Ornella è Q-esto e non Q-esto. Vabbè, ma è uguale a prima, cioè Non è uguale. No. Tu ci devi mettere il sottotesto. Già, il sottotesto. È importante. Sì. Sulla goccia al naso, che Ma c'è il dai. fazzoletto? Sulla goccia al naso, che c'è il fazzoletto? Ma che Ornella! schifo! Ma che Ornella? Fa schifo, dai! Ma la danza a volte è anche schifo. In questo caso, vabbè. Benissimo, Sì. allora grazie, siamo pronti. Perché? Pronti Sì, per cosa? Siamo pronti per il secondo quattro, che è un movimento assolutamente immerso nella sangria. Perché non Tipo vuol una dire... pesca, una pesca. Non vuol dire niente. Non ti capisco quando fai così, comunque attenzione tutti quanti, il movimento è Q-esto. Sì, dai. Q-esto. Vabbè, cioè questo è... È questo. Ok, ce la posso fare? Pionta. Ce la posso fare, il movimento è... Vai. Q-esto. Q-esto. No, Così. no. Il movimento sangria non è Q-esto, ma Q-esto. Vabbè, ma è uguale! Ancora? Scusa, il sottotitolo. Pulisci la bocca, sciacqua della bocca la bocca! Che ignorante! Scusa, il Sottotitolo, il sottotesto! sottotesto. Importante! Ammazza, va bene. Oddio, un bagarozzo, preso, fanculo! No! È così! È facile! Oddio, un bagarozzo, preso, fanculo! Ma dai, ma non posso io, andiamo! È sangria. Ma che Benissimo. sangria? Allora, Savino, per cortesia, ci fai 2 quattri, un po' pi greco R quadro, come sai fare tu. Sì, arrotonda, Savina, arrotonda. Vai. 5, 6, 7, 8. Nove, 6, 5. Ma tu non
giochi? Giochi a cosa? Sto in posa. A morra, cammina. Morra. Vabbè. Dai. Vai, 18. Ma che 18? Mi sballi coi diti dei piedi? Cammina e te la stacchetti! Ma non potete trattarmi C'è un codellino sulle punte dei spigli! Ma non potete trattarmi così. Beh, pensate, era così impaziente di iniziare la sua funzione di grande divulgatore che si è introdotto all'inizio. Però adesso è il suo momento, è anche il nostro momento di apprendere con semplicità. Signore e signori, il grande divulgatore, il professor Serafino. Grazie, bene, dottor Pedolino. Grazie, benvenuto. Bene. Buonasera, basta, per cortesia, basta, sempre basta. Professore, calma. No, mi fanno confondere, Allora, dottor va bene, prego, allora, professore. iniziamo pure? Se vuole, magari siamo però qua. se mi può fare la domanda chiave, professore. Gliela faccio, cosa ci professore, propone? gliele faccio domanda. Di che cosa parliamo oggi e qual è la proposta? Cosa ci propone? Bene, questa sera vi propono una spiegazione, vi propongo una performance che è la Va spiegazione del cervello. Il cervello però Vabbè, modello interessante. base, diciamo, un cervello della media, un cervello senza optional, mediotico. praticamente. Esatto, un cervello mediotico. Bene, allora dovete sapere che molte parti di noi del cervello hanno delle parti vuote e questo il dottor Predolino lo sa Ma benissimo. cosa c'entra? Facciamo una battuta. Comunque, a cosa servono queste parti vuote del cervello? No, a cosa servono? Magari. Servono che praticamente se per la memoria. bravo. Praticamente se uno deve conservare una cosa, va in queste parti vuote del cervello, come dei ripostigli, come un balcone. E infatti da qui il detto scientifico fuori come un balcone, no? Per dire, no, vabbè, ma questo, sì, no, è così. Allora, però la cosa principale che compone il cervello è che praticamente il cervello è come se è diviso in due, è come se è formato da due stanze, come per parlare in parole terra, un bilocale, diciamo. Un no? bilocale, è la garsoniera del pensiero. Il bilocale destro e il bilocale sinistro. Cioè. Va bene. Ora questi bilocali tecnicamente, specificamente si chiamano emisteri. Emistero destro non e emisteri, no, si chiamano emisferi. No, emisteri perché è proprio un mistero, perché praticamente no. Sì, è un mistero perché praticamente ma proprio una cosa che praticamente questo è mistero. Perché è un mistero? Che non si vede? Perché c'è l'emistero destro, no? L'emistero destro che praticamente controlla l'emistero sinistro, no? Questo è giusto, e l'emistero sinistro che controlla quello destro. È proprio, dice, ma come può, dice, controllare? Come possono? Come può controllare, diciamo? Buono, grazie, diciamo, a delle specie di fili, che praticamente c'è un filo che parte di qua, finisce là, con la carrucola, una specie di carrucola. Sistema neurovegetativo, no, non lo conosco a quello lì. Con una specie di carrucola, I neuroni. No, nemmeno quello. Neanche quelli, se ne sono andati. Comunque c'è questa specie di carrucola che uno tira e la testa come una alla sinistra. biancheria praticamente. Esatto, però come ma allora dice, ma se questa è sinistra che controlla la destra che controlla la sinistra, ma là è tutto uguale, cioè non esiste né la destra né la sinistra, c'è un mangia Ma generale. cosa confonde la politica con la scienza? Ma cosa anche lei si mette a fare queste cose? Grazie. Ma cosa c'entra? Perché infatti questi sono i temi che la scienza si pone. Ecco, e allora io le chiedo, e quindi? E perché quindi? Avevo chiuso benissimo. No, non aveva chiuso, la gente vuole sapere, e quindi la morale? E quindi questa scienza che si pone i problemi per se stessa, no? Ma perché non se li risolve per se stessa pure? Cioè, ma non l'ho capito, ci posso pensare tutto io, cioè, non l'ho bravo, capito. grazie professor Serafino, si sieda. Per oggi siamo a posto così. Grazie. Bravo Enrico, Ma come grazie? Ma come bravo?